Monica cognome, Tronci, data di nascita 14/7/1974, professione artista, segni particolari, creativa, molto creativa. Allora attenzione, Monica, buongiorno Monica, benvenuta. La tua carta d'identità parla in un modo, tu devo dire tutt'altro, cioè ma manco per sbaglio ti avrei dato 40 anni. Portati splendidamente bene, complimenti davvero. Allora qui sul tavolo, se vogliamo possiamo fare già l'inquadratura, abbiamo 3 simpatici personaggi. Ma sì, lo puoi tenere in mano, oppure guarda, se li lasci forse qui li inquadriamo bene lo stesso, in mezzo alle paste e a quant'altro. Aspetta che sposto le pesche del presidente Mameli, così almeno se le mangia tranquillamente. Stai allora, tranquillo che me la le plastilina, tu ci hai scritto anche un libro per quanto riguarda per quanto riguarda questo materiale. Vogliamo spiegare intanto per il presidente Mameli, per esempio, guardate che meraviglia questi personaggi, mi piacciono davvero un sacco. Bene. Che cos'è la plastilina? Vabbè, la plastilina è una pasta sintetica che si può modellare, tipo non pongo? non indurirà mai. E il pongo, io uso proprio pongo più che altro. Il pongo perché è la il DAS invece era quello che induriva. Il DAS è quello che indurisce, Fatto di comunque gesso. non è, adesso è colorato, ma un tempo era solo grigio. Invece la certo, plastilina è già noi a figli colori. degli anni 80 abbiamo giocato con il pongo, il DAS, perché però era grigio, aveva quel colore lì. Oggi invece ha questi colori meravigliosi con i quali si possono fare tante cose. E perché Monica è qui? Perché ci ha creato un mestiere, cioè nel senso si è fatta proprio una cultura della plastilina. Come è iniziata per te l'avventura? È iniziato per caso, perché io da bambina ci giocavo e facevo cose già particolari. Poi infatti si vedeva già la mano, però non ho mai seguito quella strada. Poi da grande è successo che ho fatto un regalo a mio nipote perché ci volevo giocare anch'io. Sì, perché poi quando hai i libro... bambini piccoli intorno compri giocattoli che vorresti usare anche tu, quindi gli regali a loro cose che vorresti utilizzare tu poi. Sì, infatti ho fatto così, c'era già la plastilina allegata e quindi abbiamo passato le vacanze di Natale a giocare. Da lì ho iniziato. E a creare, bisogna essere creativi, no? Sì. Con lui abbiamo fatto quelli del libro. Poi io era Natale. Da gennaio in poi ho iniziato a creare i miei personaggi. Ma la cosa miei propri. bella anche per un bambino, e lo diciamo senza aver paura di dire che forse oggi la tecnologia sì è importante, quindi non è che i bambini debbano essere tenuti lontani dalla tecnologia, a mio avviso, perché li scontemporanizzi, cioè gli togli la contemporaneità di quello che hanno tutti e quindi che tutti utilizzano per crescere e rimanere aggiornati ai tempi di oggi. Però se giocassero un po' anche con ciò che ha fatto un po' la nostra di infanzia e adolescenza, quei giochi genuini, forse tanti lo faranno, anche alla trottola sarebbe bello giocare, a sabardunfola, come si dice in sardo. Era il mio tempo. Allora, i bambini usano sempre meno le mani purtroppo, e quindi quando si trovano magari ai laboratori, già il fatto di dover creare da un cubo, manipolare, fare una palla, per qualcuno è già una novità. È lì, perché oltre allo spara di Call of Duty o di tutti i giochi di macchine, Colin McRae e quant'altro, al videogames di qualunque natura, la creatività si sviluppa attraverso queste cose, i Lego e tutto quanto. Sì, perché da cosa nasce cosa, le idee viaggiano proprio. Sì, e tu ci hai fatto nascere una storia. Io dopo circa 3 anni di laboratori di vario tipo mi sono messa a scrivere sia favole che filastrocche. Poi 2 anni fa ho scritto per caso le filastrocche in sardo. Anche sardo? Sì, adesso soprattutto in sardo. Uno era sugli animali della fattoria, faccio vedere. Sa vita in Susato. Allora attenzione, ci fermiamo un attimo perché prendiamo la palla al balzo, visto che abbiamo preparato una clip legata a questo, per vedere anche come la racconti questa storia. Prego. Su che voi è saputa, pare che tutti non fa intimuta. E invece su che voi ci da sapita, e cantoso fai di saputa. Su voi il ludotto bianco papà me da sapitrura, quando salta a posta prazza parri bello de bisura. Su guardo e ferrao, a su carro sta attaccao, donne a di tira del curridi e savalla poi secondidi. Su monte pellicetto fai su giro de samova, si commenti molli trigo c'è savarra cova. Su brocco e sprocciadedduso, fonti sempre men sul ludo. Rosao, niedo o manciao, fanti butrello de mangiao. Non fa no. Vasci con pazienza, esti sempre in compagnia.
Fai sul latti, posso caso s'arrascotto, e poi sommi papattotto. Un udallo de bravesi, sona meda a sono bello, con campanas e con i spesi, mo vi passo a bello. Su voi, bello e lucenti, tira da fotti sarau, e quando c'è sta vesta, a su iu è sta attaccau. Tutto bardau con flores e frutta, e un bello broccau, a suva e a sutta. Funti mamma e fillo s'abbacca su malloro, a custo bragi meda, papà e serva e seda. Un serio su dedeso si intende su virocchi, con sagonca a rubia e nuda e con sagò chi fa e s'arroda. Curri meda e grasso e panno, podo gassai fa e s'affanno. Su visitto. In sadru si nara da visitto. Ma poduzze riai, non basta da dollosingai, di deppi si donai a pappai. Esti sempre in drommiscau, e non curri di stoppisi, poi te sazzau. Sabada su gai, quando intendi un cusò, ma si furria da si guada, quando intendi di sudrò. Si guarda in savalla, si va a fantacromento, che arriva su visitto di ona su strumento. Bello meda su vavoi, ma non prude su gavoi. Con sagò trisia quando non est in compagnia, ma che arriva da sa femmia, ecco vatta sa magia. Fai sa roda 100 sogos, poi si vai pro bello puro, e a su strangio da fai bi, poi di vai a timì. Su massaio che traballa da sa terra con amori, sa massaia in sa cogia, coi di dotto con sapori. Bella meda questa vita, aria pulita con frago de flori. Bello, Bravo, io sono innamorato in questo Grazie. periodo di Veramente, tutto ciò che è tradizione, quindi alla fine non ci ho capito granché, perché poi alla fine capire la pronuncia... C'è la traduzione nel libro. Ecco, c'è la traduzione nel libro, molto bene. Allora a Federico, mio figlio, potrò prendergli quello con la traduzione Sì, beh, certo. Però deve imparare anche lui il sardo, anzi E anche lui scrivere. dovrà imparare il nuorese, anche perché arriva da una beh, famiglia certo. nuorese, Beh, lo quindi farà, dovrà col imparare tempo. questo. No, ma dico ciò perché Monica è nata a Cagliari, è Sì. vissuta a Oristano, però Abita- adesso abita a Terralba, sì, da quindi quasi 30 anni, le quindi- pronunce da 30 anni a Terralba? Sì. Quindi insomma sei vissuta allora. parecchio Sì. lì, sei più terralbese che oristanese e Attinto cagliaritana. soprattutto, No, allora. dicevo, la pronuncia che ci ha fatto appunto sentire adesso in questi racconti della vita nella fattoria, sarebbe? Quello, sì, quello che abbiamo visto, sì, sta vita in Susato o la vita in Ok, campagna. vita in campagna. In campagna, sì. Ecco, a differenza proprio tra l'altro tra Terralba e Oristano, cioè, Qualcosina sì. cambiano per le esempio, pronunce. Per esempio, noi per dire mola diciamo mova, invece sì. Oristano, Cabra tolgono direttamente la L, dicono moa. Coba, loro dicono coa, cola. ok. Ma sono piccole sfumature. Sì, però comunque io Sì, ci certo. tenevo a usare le pronunce di Terralba. Anche a Grosseto mio padre toglieva la C per dire Coca-Cola. La Sì, la toglievano. Livorno, No, quello non c'entra nulla. Comunque è bello questa commistione di tradizioni, di creatività e poi alla fine di mondo così che hai voluto rendere tu particolarmente appetibile anche per i bambini, raccontando la vita. Sì, infatti chi mi presenta di solito il libro dice che in questo libro ce ne sono 3. Una sono gli affreschi di vita contadina e infatti io nelle filastrocche adesso non si capiva, però racconto sia l'aspetto che il ruolo dell'animale, il ruolo che aveva in campagna, Sì. e così via. E poi c'è la parte colorata e poi nel primo libro avevo messo anche un tutorial, quindi chi Ecco, voleva esatto. poteva fare la gallina, imparare a fare la gallina. Imparare a fare la gallina è bellissimo, ma attenzione, come plastilina, non Sì, come sì, verso, no, non mi no, guardi no, così no. perché Savuggia. mi Non ci ha riesco. guardato stranito. Savuggia. Bravo. Come fa la gallina? Ma come cocodè? Ma come cocodè? Ma così fa la gallina? Penso di sì. Cocodè, la gallina Monica, isterica. Monica, ma che Monica? prego. Cosa c'entra Monica? Non faccia fare la gallina a Monica che non c'entra niente. potrebbe farlo. Ma per favore, ma lasci stare. Allora perché lo dici a me? Perché lei è più maccheronico, è molto più divertente nell'esposizione. C'è la pubblicità, adesso dobbiamo fermarci, però poi torneremo perché quello era il primo libro e mi domandavo, a proposito del tutorial per realizzare la gallina, in questo caso con la plastilina,
anche un libro in CD, cioè il racconto legato. Lo sto preparando perché quello potrebbe molti essere... non conoscono la pronuncia e quindi No, potrebbe essere bello appunto per Sì, richiamare e imparare le pronunce. Sì, 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 E esatto. non solo, perché uno gliela fa ascoltare Perché al magari bimbo. uno che non ha mai letto il sardo all'inizio un po' si spaventa, però poi se inizia a sentirlo come musicale. Beh, essendo una lingua, Sì, essendo una è lingua molto come tutte le musicale, lingue, quindi ti entra nelle sentendola, orecchie, sì. certo. Beh, insomma, è un mondo meraviglioso e devo dire, crearci una professione dalla plastilina ci vuole ingegno, creatività non solo nel ho farla, ma dubbi, anche non ho nel dubbi. mettere a fuoco un po' tutte le operazioni per raggiungere l'obiettivo. Monica Tronci lo ha fatto, starà con noi anche tra poco, torneremo e parleremo di sciamani Yakota, lei conosce? No. Ci credo, appunto, perché manco io li conosco in realtà. Appunto. Ne parleremo Io me con lo sto Stefano sapendo Salvatici, tutto io. tra poco. Adesso andiamo a parlare di quest'altro libro che è legato alle verdure. Facciamo vedere la copertina, la pronuncia e il titolo lo puoi leggere tu, Monica, tranquillamente. I bidrureddas. Sbirdurera. No, come si dice? Bidrura. Noi diciamo bidrura. vabbè, ognuno Quindi ha ragione. isbidrureddas, Bidrureddas. gli ortaggi sostanzialmente, Sì, le sì, verdure. gli ortaggini. Ora, No, no, sbirdureddas. dalla vita appunto in campagna alle verdure il passo è breve perché Sì. poi alla fine quello è. E anche in questo caso a cosa ti sei ispirata però? Allora, questa volta ho pensato di parlare, a parte dei colori, dell'aspetto e delle solite cose, ho parlato di stagionalità, perché non siamo più abituati a mangiare frutta e verdura di stagione, intanto troviamo tutto Purtroppo l'anno. sì, il E consumismo quindi sfrenato ha ho fatto puntato questo. su questo sì. e sul fatto di mangiare verdura al locale. Infatti sono 15 ortaggi, 15 filastrocche abbastanza lunghe, più una lunghissima che parla proprio del fatto di mangiare la verdura di casa, nel senso che puoi trovarla anche da vicino. Da noi può capitare che c'è gente che fa magari l'agricoltore, un piccolo agricoltore, e che tu puoi anche andare a casa a comprarlo, Certo. oppure c'è il campo vicino, chi è in periferia. E quindi ho puntato su questa cosa. Ma di l'esigenza casa. di raccontare tutte queste cose arriva da crescendo rendersi conto che le tradizioni e la cultura della tua terra andassero valorizzate anche attraverso questo tipo di avventura o perlomeno passione per la plastilina, o da che cos'altro? Allora, io sono sempre Dalla stata... voglia di essere un po' lontana da tutto quello che fa tecnologia, come dicevamo all'inizio, cioè riprendersi in mano un po' ciò che è gioco sano e genuino. Per quanto riguarda la tecnologia, io sono un po'... non sono aggiornata come certi, sono un po' rimasta indietro e non me ne frega. Non te ne fai un preferisco altre problema. cose. Ragione, no. Quindi questa cosa di usare le mani la preferisco tantissimo, perché comunque, e poi fare laboratori con i bambini è bellissimo, perché loro stanno facendo il laboratorio. Queste sono foto di casa nel Queste sono nel foto di portauova, casa. sono nel Ah. portauova, questo è tutto il mais. Sono lì che vivono i suoi personaggi. E queste erano le bozze provvisorie per le illustrazioni finali. ecco. Questo è il sedano. Infatti, queste sono Sappi, no? Sappiu, sì. Sappi. Che si scrive con una P. Esatto, è vero. Sacro Coriga, Come gli spagnoli, con una P, appio. come è dal latino apium. Sì, sì, appio. Sì, hai ragione. Queste sono le zucche. Ecco, per esempio, se posso vi leggo questa Sì. questa filastrocca. Sì, vogliamo. No, volevo concludere quel discorso che Sì, stavi facendo scusa, solo allora, per dare una chiusa al tuo pensiero. Allora, io sono sempre stata molto sensibile ai problemi tipo le tradizioni. Io faccio il costume sardo, il costume medievale. Costume, abito. Abito sardo. Sì, va bene, Perché hai ragione, abito tradizionale. qui interviene la mano di Chilo, che Alessandro Sanna, leader dei sì, è vero. Sarazza, che diceva a proposito di tradizioni, dice, ma io sento gente dire è vestito in costume sardo, ma che è Zorro? No, è abito sardo. È vero, Il costume è sembra una roba da carnevale. Sì, questo è vero. E ha ragione Alessandro, Abbiamo che tra forzato l'altro noi. torneremo a Abbiamo rivedere forzato prima di noi, Natale. Sì, vestirsi sardos. Quindi allora ho iniziato a scrivere in sardo perché avevo proposto a un editore una favola che tra l'altro sensibilizzava al non spreco dell'acqua, finiva in un pozzo sacro. Oggi Oddio, tutto guarda. torna, oggi tutto E torna. nell'occhio del ciclone abbiamo a praticamente, Banov. io la dico favola nuragica perché è ambientata 3000 anni fa e finisce in un villaggio nuragico al pozzo sacro. Quindi lì c'era la morale del tesoro, che è l'acqua. Sì.
Aspetta che ho perso il filo. Stavi dicendo che hai fatto questo proprio per... Sì, perché sono sensibile alle tematiche Ecco. del non spreco e del non perdere le tradizioni, proprio perché io comunque crescendo a Terralba cresci in mezzo al sardo e poi ti dispiace non saperlo parlare. Perché se cresci a Cagliari dove cresci? In mezzo... È diverso. Ah, tu siamo più multietnici, È dici? diverso a perché Cagliari. per esempio a Terralba mia Tu mamma dici con le la- sorelle parlano solo in sardo. Ecco, quindi e a quasi Cagliari si è tutti- persa un po' l'abitudine di parlare solo il sardo, quindi Sì. c'è meno attaccamento alla tradizione. Cioè si più- parla molto l'italiano Sì, sì, anche da sì. noi, La verità, però sì. è diverso, è più una cosa Mentre a stretta, casa più vostra familiare. parlate ancora e coltivate ancora la lingua sardo, il dialetto mio sardo. padre è di Oristano e non ha mai imparato il sardo. Mia mamma è di Terralba, quindi noi abbiamo iniziato a entrare dentro il sardo quando ci siamo trasferiti a Terralba. Ecco. Perché a Oristano non è che si usi. No, non è molto diffuso. Beh, Cioè, si abbiamo usa, capito però. che comunque c'è questa voglia, questo attaccamento Sì. che ti fa onore e che mi piace moltissimo, lo ripeto anche a Sono chiare innamoratissimo lettere. della Sardegna. Mi piace, mi piace. Ehi, Allora, va forse, bene. forse io che la vivo come chi ci vive da 16 anni ma che comunque vede con occhio un po' esterno rispetto a chi c'è nato, mi piace che le tradizioni e tutto quello che fa tradizione anche come queste cose qui che raccontano insomma la terra siano mantenute. A me piace, punto. Anche Cosa c'è di perché male? spesso chi ci nasce lo dà per scontato. Esatto, quindi un po'- bravissima, probabilmente. Dai, andiamo a leggere la Ok. filastrocca, va, quella Allora. legata e dedicata a quale argomento? Allora, facciamo la melanzana, visto la che ci manca melanzana. davanti. melanzana, Oh, sì. bene. Pedringiau, Eia. esti vemio in italiano, ma chi in sadro dudò in nai, masco dudè pizzerriai. Esti loso gussunieddu, no commenti sovradivi, che esti ca ora vegi e brudundeddu, no da gatta sagna privi. Bene. Ad Perché aprile, sì. matura in un altro periodo. Esatto, cioè, essendoci la traduzione, Allora, sì. no, per tutti quelli che magari non l'hanno capita. La dico? Recitiamola Allora, anche in italiano. Melanzana è una femmina in italiano perché in italiano è melanzana e in sardo è su Pedringiau, sì. O su Ma se in Pedringiau. sardo lo vuoi dire, come un maschio la devi chiamare. È stiloso quello nero, non come il cugino, che è viola e più tondo. E non lo trovi in aprile. Ovviamente non ho rifatto le rime perché sennò avrei dovuto rifare. però in sardo ha tutta un'altra poesia. Sì. È certo. tutta Sì. un'altra poesia. Un'altra Poi, colorazione Allora, il pezzo dialettica. forte del libro secondo me sarà la carotta, perché perché questo pochissima secondo libro, gente- cioè sugli ortaggi, deve ancora Sì, esce a dicembre. uscire, ok. Per quello la quindi per bozza non Natale ce l'ho potrebbe ancora. essere un regalo di È Natale. un anticipo. Sì, perché quasi nessuno sa. Lei sa come si chiama la carotta in sardo? Mi scaresce Guarda, questo qua, come quando tu pensa come poteva essere alle interrogazioni difficile. quando andavo a scuola. Allora, Mameli mi dica, prof, ma io non lo, adesso mi sono dimenticato, non lo faccio più, prof, però adesso non mi ricordo. Domani lo Vabbè, mica un'interrogazione, ti ha chiesto come si dice non la mi carota. ricordo. No, si perché ricorda, non lo sa punto. quasi nessuno. Vabbè, Cioè, allora, lo sanno in pochi. sentiamo. Si chiama pistinaga. Sì, sì. Sì, adesso Però lo sapeva. non viene Lei- subito. lo sapevo. È come Non mio viene padre, subito. è come mio padre, quando mio padre faceva sempre 13 al Totocalcio, dopo che era uscita la schedina però, e quindi no, come non Perché lo si sapevo? usa Su pochissimo. Vistinaghi, sì che non lo sapevo. I miei mi coetanei ero non lo dimenticato. sanno. I miei coetanei non lo Sai sanno. perché? Perché quindi bisogna tornare indietro anche a oltre i compra quarantenni. Sagare ottavo. Poi in sardo sì, pure. perché Ma non lo neanche, so. perché nel 68 lui, Monica, quindi. perché in sardo pure noi non sono naso. Compra Sagarotta. Anche Esatto. noi non sardo Sagarotta. Esatto. Nel senso schiarisce che si nasce Vistinaghi. Infatti la filastrocca punta proprio su non lo questo. sapevo, non mi ricordavo. dai. Faccia parlare Monica, Abbi sono razza. molto più curioso di sentire. Non mi ricordavo. Stia calmo, guardi che la denuncia vabbè, WWF, vai a dire che non lo Stia sapevo. calmo, chiamo Non il è WWF. corretto, io lo sapevo. Chiamo il Non WWF. Lo ricordavo. sapeva. Certo che lo Allora, sapevo. Sabistinaga. Sì. In capa tu accusta da zerra Zagarotta, ma in satro è differenti, d'usciti vagugenti. Si nara pistinaga e te in capore arangiu. A zutte denti zaccarra e fai sonai sabarra. Questo è il soldo d'accordo. Allora, con aspetta, ho capito che non lo sanno È in duro. tanti in sardo. Il colore è l'arancione Sì. e che è dura e fa. Crocca sì. sotto i Sa- denti, la crocchia mascella. sotto i denti e fa Ah, suonare la la mandibola. La barra e la mascella? Sì. Sa barra e sa mascella. Ah, ok, io sto Come imparando. se io fossi avulso dalla lingua sarda. Non me lo ricordavo bene. No, lei è avulso, punto. Punto. Non solo dalla lingua sarda. La non ha un sardo, ma su pizziatore di nuovo con tutto loro. Su pizziatore e vi fai passare tutto in mano su Lo sai cosa si pizziatore. dice No. l'ortica?
Ah, quindi vuoi Svizzera. passarmi di ortiche? Ma in certi paesi, e poi ti fai mera cosa bella. Non manda i In Olanda, bravo. Vabbè. Mi costringe. Vabbè. Mi sta rifordato Altra filastrocca, dai, i bambini, Allora- ma anche non solo i bambini, anche i signori e le signore di una certa età che possono ricordare, insomma, magari queste filastrocche o comunque questi nomi di ortaggi che gli venivano nominati dai genitori, dai nonni di una volta. Ecco, magari può essere un rispolvero della lingua anche sotto Sì, questo molti profilo. bambini quando faccio i laboratori, per esempio col primo libro ho fatto i laboratori anche con la lettura e prima di ogni filastrocca interrogavo i bambini per sapere quante parole conoscessero e in Sì. certi paesi quasi niente. Poca roba. I paesi piccolini magari sì, però qui già avvicinandoci a Cagliari... Certo, più ti avvicini alla città è che è normale. capoluogo, più fai D'altronde, fatica, guarda, forse. che E sa- quindi io ho fatto il libro. Brava, c'è Bene, Monica a diciamo tenere la tutti verità che dopo gli anni 60 quasi tutti a lezione. hanno parlato l'italiano. Sì, questo è il dato perché a molti è oggettivo, stato dai. anche vietato, sì. Conosco bisogna adulti a dirlo, cui dai. è stato vietato. Ma i Esatto. bambini, al fatto che tu gli racconti tutte queste cose in sardo, che effetto fa? Quello della curiosità o quello del ma che barba, ma che barba? Allora dipende, ovviamente ci sono i bambini curiosi che vogliono sentire sempre Certo, cose nuove ed è giusto e che ti sia ascoltano così. con interesse e poi quando magari glielo chiedi dopo tutte le letture ti sanno anche dire, hanno già memorizzato le parole, ovviamente non tutti No, perché no, beh, certo, è chiaro. è impossibile, Sagarotto però Tasinare in sardo? Vabbè, no, Sapistinaga. Sapistinaga. Stavo dicendo saplastilina, ma non c'entra niente. pensa Sapistinaga. alla pastinaca che è quella carota bianca. Ah, ok, ma posso pensare Sapistinaga. sapistinaga, ok, No, va bene. Sapistinaga. Io ho imparato la prima parola, l'ho detto anche l'altro giorno che avevo imparato, era sumustaioin, Aspetta. che è lo spaventapasseri. Lo Ah, spaventapasseri. sì, ce l'ho in una... Stavamo fregando Monica, non se lo No, ricordava lei stavolta. Sì, se non perché le è una parola pratiche- che ho imparato da poco, Certo. perché si scrive in un libro sempre in sardo in rima, dalla semina del grano al pane. Quindi quando ho avuto bisogno... Del Sudrigu? Sì, a Subani. A Subani. Però il titolo probabilmente sarà In sardo. Contus de Bain. I? Contus de Bain. De Bani. Dai, abbiamo tempo per quest'ultima andava bene. filastrocca. Sì, allora, e anche facciamo- Contus de Vorreda pure si scrivi, no? Contus de Sì, Vorreda, ma se quelli no. non ce li ho ancora. ce li ho ancora. Li farò. Allora, Sadamattiga, Dai, Arrubia, mi sottoporto. Tundaredda, Bidri a Crocorighedda. Ega. Procuraria della Colora Repubblica. da Susattu e Vraga da Sullogu. Sì. Con Subai ci vraju, on buonissimo. sabagna in su gradaju. Sì. Esto a cosa ici savorida, canodagata satra in sa vida. Bravo, Questo sarebbe bravo, uno di quegli alunni indisciplinati che rompe i maroni perché lei riesce a parlare sopra anche Monica che sta leggendo una filastrocca. Ma sì, cosa? Cosa hai capito? Ma non ho capito niente. Bravo, è ma al di là di l'unica cosa che questo, fa. Cosa hai adesso capito? Niente. leggiamo la parte in italiano così capisco anch'io. Ah, sì, è vero. Allora, rosso, tondeggiante, verde a forma di zucchina, perché noi li chiamiamo crocorighetta, Crocorighetta, i pomodori lunghi, quelli sì, non tondi. esatto. Dà colore alla campagna e dà profumo al posto, quel Sì, particolare odore della foglia. Con il pane civraju, che questo non si traduce, o nel sugo, nel pentolone, è una cosa così saporita che non ne trovi un'altra uguale nella vita. Ma che meraviglia. Allora, se volete fare anche voi a Natale un regalo bello, visto che ormai siamo qui, insomma, zona un mesetto, poco più, pensate anche a questo tipo di letture, per esempio quella che uscirà Bidrureddas, cioè gli ortaggi, o se insieme a questa degli ortaggi potete unirci anche Savida in Susattu, che è il precedente libro di Monica Tronci, potete mettere insieme tutte e due le cose, ma ancora di più, se volete far sì che i vostri bimbi possano anche essere creativi, compratevi della plastilina e cercate di riprodurre questi personaggi o quello che magari viene. E se vogliono possono seguire i miei viene tutorial su YouTube dove insegno a fare gli animali. Bene, bene, allora Bene. insomma c'è un mondo da scoprire dietro la plastilina, dietro la passione per questo materiale e soprattutto dietro la grande capacità di Monica Tronci di saperla raccontare e farla vivere. Grazie, Grazie, Monica, Grazie a voi. per essere venuta a Complimenti. trovarci. Noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo Sì. salutarci perché la puntata finisce qui oggi. Sì. Puntata bagnata, devo dire, ma Molto puntata bagnata. fortunata, non tanto per il meteo, ma per quanto riguarda gli argomenti. Grazie alla squadra, come sempre, Stefano Perra, Gigi Perra, Lice Fabietto. Domani siamo qua e saremo qua alle 8 puntuali. Addio piacendo Le sempre. repliche le sapete: 21 Sardegna 3, 1 di notte Sardegna 1. Se vi siete persi qualcosa, oppure c'è il canale YouTube anche dei Due Divi Venturi o il Facebook. Quindi rimanete connessi. Grazie, a domani. Ciao.